L'assessore regionale a infrastrutture e trasporti Marco Falcone ha compiuto un sopralluogo in località Bicocca, Catena Nuova, lungo la Palermo-Catania, in prossimità dei lavori di raddoppio. Si conclude con questa visita sul Buttaceto la nostra visita odierna sulla prima tratta ferroviaria Bicocca-Catena Nuova. Sono 40 km in corso di costruzione che sta realizzando RFI con la direzione dei lavori di Talferre e tramite l'impresa WeBuild. Questa grande opera infrastrutturale che consegnerà alla Sicilia entro un anno il primo binario completo per 40 km di ferrovia. Questo è il primo tratto, noi oggi siamo qua sul Buttaceto dove c'è un'interruzione, dobbiamo dire, ferroviaria, sarà attivata dal 16 giugno sino al 26 settembre. Vorremmo comunicare a tutti che il 26 settembre attiveremo i primi 6 km di nuova linea ferroviaria, che sarà un percorso più celere, che consentirà ai nostri nuovi treni, ai treni pop, di percorrere e di arrivare da Catania sino a Palermo in tempi più ridotti. È un grande obiettivo che il governo Musumeci sta realizzando per la Sicilia e per i siciliani.